Assieme alla mia società Linea d'Ombra ritorniamo per la terza volta a fare delle mostre internazionali a Treviso. Marco Goldin torna a Treviso con una grande mostra a Santa Caterina. I dettagli, anticipati da scorci di famosi dipinti di Gauguin, Monet e Degas, apparsi in una misteriosa promozione sui quotidiani locali, verranno svelati al Teatro del Monaco in una conferenza stampa evento aperta al pubblico. Non possiamo svelare più di tanto, chiaramente può essere facilmente intuibile, dato che il mio campo d'azione dal punto di vista dello studio è l'Ottocento e il Novecento, può essere magari intuibile che questo resterà anche in questa circostanza, appunto, il termine cronologico entro cui mi muoverò. Ma non di solo impressionismo si occuperà la mostra, anche se a Treviso nessuno può dimenticare le strepitose stagioni a cavallo degli anni 2000, quando, grazie al connubio con Fondazione Cassamarca e l'allora presidente Dino De Poli, Goldin e le sue mostre diventarono il volano che diede una visibilità mai conosciuta prima al capoluogo della Marca, come senza precedenti fu l'indotto sulle attività economiche della città. All'epoca Treviso esplose letteralmente non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Un paio di quelle mostre si classificarono nella cosiddetta, usiamo questo linguaggio, top 10 delle mostre più visitate al mondo. Fummo per direi 4 anni consecutivi la mostra più visitata in Italia, e tutto questo in una città di poco più di 80.000 abitanti, quindi venne fuori un vero e proprio caso internazionale. Sono stato invitato, ricordo, a parlare anche in un grande convegno al Louvre proprio del caso Treviso. Un ritorno molto atteso, dunque, preceduto dopo quegli anni d'oro da 2 esposizioni durante l'amministrazione di Giovanni Manildo. Nel 2016 la mostra per i 20 anni di Linea d'Ombra, nel 2018 quella dedicata alla scultura di Rodin. Poi il gelo con la prima amministrazione Conte, che fece scelte culturali diverse. Ora il riavvicinamento. Per fare gli accordi bisogna sempre essere in due, chiaramente, quindi c'è stato un po' un viaggio fatto assieme al sindaco di Treviso, Mario Conte, con cui ci siamo riavvicinati, i rapporti sono tornati a essere sereni, costruttivi. Devo dire che nella vita sempre mi piace pensare che le cose che in un qualche momento possano anche così collidere, ad un certo momento possano anche cambiare assolutamente. E quindi c'è questa idea di lavorare, di tornare a lavorare a Treviso. Con questa amministrazione non mi era mai capitato di lavorare, e devo dire che siamo arrivati a stringere un accordo che domani presenteremo e che mi sembra, credo, particolarmente interessante nuovamente per la città. Ecco allora la mostra che tra fine 2025 e inizio 26 verrà allestita nel Museo di Santa Caterina. Una mostra che, come piace a me, è un vero e proprio viaggio, un racconto. Mi piace tantissimo, è per questo che ho cominciato a fare anche teatro, mi piace tantissimo raccontare la pittura, raccontare delle storie all'interno della pittura, e quindi non dico usare i pittori, i quadri come mezzo e come veicolo, però insomma immergermi e far immergere tutte le persone che sono con me a teatro, oppure che vedranno le mostre, nello stesso mondo in cui io stesso mi trovo a immergermi.